pesca ci sarà. Sottomarina, dall'altra parte il mare Adriatico e qui invece il mercato del pesce di Chioggia. Benvenuti a un'altra puntata di Agricoltura Veneta. Vi vogliamo parlare del settore ittico, un settore che naturalmente come tutti gli altri sente delle difficoltà del momento, ma che, come dire, è un settore importantissimo per l'economia anche del settore primario qui in Veneto e non solo. Ne parliamo con chi da 423 anni vende il pesce, mezzo millennio, giusto? La stirpe dei Sartori. La stirpe dei Sartori. In 423 anni, quindi poco meno di mezzo millennio, quanto è cambiata la pesca, visto dal punto di vista di chi il pesce lo vende? Mi vengono in mente i discorsi di mio nonno che parlava di suo bisnonno quando il mercato del pesce era ancora rialto, o qualche barca arrivava anche a Casale sul Sile in periodo di guerra. È cambiata in una maniera assurda, perché prima la gente mangiava solo sarde, moeche, quel pesce che si sa, capito? Adesso i gusti sono veramente cambiati, ma dagli anni 70-80 con i primi filetti passati al classico vitello di mare, il cosiddetto il rosmeriglio, il filetto di platessa sogliola, e adesso la gente si è veramente aperta, mangia di tutto, anche l'ostrica, il gambero rosso di Mazara, che prima sembrava non un'eresia ma una cosa intoccabile, adesso è diventato quasi di uso comune. Perché ci ha portato qui proprio il mercato ittico di Chioggia? Secondo me è una soddisfazione valorizzarlo, perché è veramente una grande, spesso nascosta da Venezia, ma è una grandissima risorsa di economia. Il pescato che arriva qua viene spedito in tutta Italia dopo. Il mercato ittico di Chioggia però ha una particolarità, quella della contrattazione unica, diciamo, al mondo quasi. Beh, certo, la contrattazione a orecchio è rimasta solo nel mercato di Chioggia, è bellissima, è una di quelle cose che fa vedere che il mercato del pesce è uno dei mestieri ancora più antichi, è legato veramente a quello che offre il mare. Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare. E ci siamo spostati all'interno di questo mercato ittico di Chioggia, siamo con il direttore Emanuele Mazzaro. Direttore, ma quando apre questo mercato? Apre quando suona la campana. Cioè questa? Esattamente. Abbiamo fatto partire il mercato, adesso vediamo i titoli e poi torneremo con il direttore. Anche quando l'onda ti solleva forte e ti toglie dal tuo pensare. Nonostante la crisi, segnali di speranza per il settore ittico. A Chioggia il rito degli astatori passa dall'orecchio ai pizzini, mentre sempre più veneti puntano alla qualità. La storia di una dinastia che da quasi mezzo millennio porta il pesce nel bellunese e nell'Alto Trevigiano. Storia e quotidianità dei Sartor, orgogliosamente pescivendoli dal tempo dei Dogi alla Comunità Europea. Tregua armata al vertice della DOCG Conegliano Valdobbiadene. Dopo mesi di dispute, ora la decisione finale su quote e voti passa al Ministero dell'Agricoltura e nuovo presidente e consiglio di amministrazione slitta a data da destinarsi. Troppi finocchi e tutti giunti a maturazione contemporaneamente. Momento pesante per la coltivazione di questo ortaggio, con il crollo delle quotazioni e una vera e propria fase di stallo. La remunerazione al produttore è di 25 centesimi al chilo. Si ammorbidiscono con le brinate le foglie del papavero di campo. Sono le rosoline, ricche di vitamine e piatto tipico della cucina contadina. Ma pochi sanno che anche il fiore estivo ha le sue particolarità, raccontate dal nostro agrifarmacista Renzo Gatto. Più che un assessore, Federico Caner è diventato il difensore dell'agricoltura veneta, o almeno lo è per la penna appuntita di Beppe Fantin, che nell'agrifoglio di questo mese lo ritrae in divisa da portiere. Direttore, l'importanza di questo mercato ittico. Pochi sanno che è il primo mercato ittico per quanto riguarda la flotta, infatti noi abbiamo e contiamo più di 300 pescherecci, primo a livello nazionale. Facciamo parte di un distretto ittico molto importante, un piccolo lembo di terra che va da Chioggia a Rovigo, ma che ha un fatturato di oltre 800 milioni di euro, quasi 1 miliardo. Quindi fatto di tutta la filiera di grandi aziende e del nostro mercato che ha un fatturato di 40 milioni. Quindi un mercato importante e solo qui si trova pesce pescato nell'Alto Adriatico, in laguna, ma anche allevato nelle valli. Ecco, ma questo prodotto poi da qui dove va? Allora noi naturalmente abbiamo la commercializzazione con la grande distribuzione e anche con altri mercati, Milano, Venezia sicuramente, ma c'è anche una distribuzione presso i ristoranti che è il nostro core business, devo dire,
oltre anche a una certa quantità di prodotto che viene venduto all'estero, in Spagna e in Germania. Tra l'altro questo è un mercato scelto anche da alcuni chef tipo Bottura. Sì, è vero, Bottura infatti ci ha pregiato di indicare il nostro prodotto come prodotto di qualità. Questo risponde a una particolarità che è quella proprio di un prodotto che a livello qualitativo è unico nel suo genere ed è soprattutto sempre controllato. Qui abbiamo il presidio naturalmente della ULSS che controlla ed è un prodotto quindi buono e soprattutto che fa bene. Tra le altre cose voi avete una particolarità di Pellestrina, giusto? Sì, c'è la cozza Mitilla famosissima, anche per esempio i fasolari sono un prodotto particolare, ma in realtà tutto il pesce locale passa per il mercato ittico di Chioggia. E adesso le notizie. Il conflitto tra produttori e imbottigliatori del Prosecco superiore finirà sul tavolo del Ministero dell'Agricoltura. L'hanno concordato martedì scorso i componenti del Consiglio di amministrazione convocato per la seconda volta in pochi giorni via web. Nonostante i pareri dei giuristi, sia di una che dell'altra parte, abbiano concordato che il peso decisionale delle cantine non debba variare rispetto ai produttori, alla fine si è optato per consegnare ogni giudizio nelle mani di Roma. Questo, ribadiscono in particolare la quota più polemica dei produttori, porterà all'allungamento della fase di stallo del consorzio, con nuovo presidente e nuovo CDA previsto non prima della fine del 2021. Tanti, troppi e tutti giunti a maturazione contemporaneamente. Questi i fattori che stanno decretando la crisi della coltivazione del finocchio, che già da dicembre 2020 sta attraversando un momento commerciale difficile. La sovrapproduzione ha comportato il crollo delle quotazioni e una vera e propria fase di stallo. A dicembre il fatturato è stato inferiore rispetto a quello del mese di agosto. L'attuale andamento commerciale del finocchio si attesta al di sotto della normalità, con la remunerazione al produttore ferma a circa 25 centesimi al chilo. Nuovo concetto di irrigazione sfruttando i pali in cemento precompresso, un sistema innovativo per creare pioggia artificiale a bassissimo spreco d'acqua. L'idea, che ora viene testata su un'area desertica di Abu Dhabi, prevede l'applicazione di irrigatori su pali in cemento precompresso, fatti da tubetti in PVC che vengono mossi dalla pressione dell'acqua, creando una pioggia artificiale, adattabile per orticole ma anche per colture estensive. Il lockdown ha messo in difficoltà l'allevamento veneto, mettendo a rischio il patrimonio zootecnico. A soffrire maggiormente è il comparto lattiero-caseario, con un crollo dei consumi interni fino al 50%, che si somma alla riduzione dell'export. Meno 15% ad esempio per il grana padano. Il risultato è decedенza di latte, con crollo del valore alla produzione che diminuisce del 6%, fermandosi ad una media annua pari a circa 36,5 euro per 100 litri. Soffre anche il comparto regionale della carne, con forte diminuzione della macellazione di bovini, meno 15%. In crisi il comparto suinicolo regionale, con costi alla produzione che si aggirano sull'1,40 euro al chilo, mentre i capi sono pagati 30 centesimi in meno e il prezzo sostenuto dal consumatore al supermercato triplica. 60 anni di mercato ittico di Chioggia, giusto nel 2020. Come è cambiato il mercato in questo momento con il Covid? Purtroppo il mercato ha subito una flessione del fatturato, meno 17%, pensavamo anche peggio, perché all'inizio dell'anno eravamo a meno 50% con la chiusura totale dei ristoranti. Noi ci siamo attrezzati per rimanere sempre aperti e questo è stato molto importante, perché anche come baluardo, direi, per la città, ma per l'economia in genere, non abbiamo mai chiuso. Abbiamo soprattutto dovuto rinunciare alla famosa, direi, asta ad orecchio. Funziona così: il prodotto viene portato all'interno dalle barche dentro la sala aste e la vendita avviene attraverso 14 commissionari che sono professionisti che vendono in nome proprio per conto dei pescatori. Quando inizia la contrattazione, l'acquisto del prodotto può avvenire o direttamente, quindi viene visto il lotto e acquistato col prezzo definito dall'astatore, oppure, se ci sono più soggetti interessati allo stesso prodotto, attraverso l'asta ad orecchio. E con Erbino Galimberti, che lei è la storia qui, in questo momento, degli astatori, cosa sta succedendo? In questo momento stanno facendo l'asta del latterino, da Quadella. Allora, l'asta del mercato di Chioggia è un'asta segreta che ogni commerciante sussurra all'orecchio il prezzo. Allora, naturalmente lo scopo è arrivare al prezzo
al prezzo superiore, è il miglior offerente naturalmente. Allora sta dopo all'astatore fare una commedia, di parlare, dire alla gente mi dai qualcosa di più, guarda che le vendo, le stai perdendo, hai capito tutto? Quelli intorno sono quelli che devono comprare. Sono i commercianti. E nessuno sa cosa offre l'altro, ha capito? Fino a che quando l'astatore capisce che ormai non c'è più, è arrivato al massimo di quello che pretendeva, dice al commerciante quanto fa, che si intende quanto fa il prezzo, e lui deve scandire il prezzo. È il commerciante che deve scandire il prezzo per la trasparenza. Le ha vendute. Quanto hai fatto il Mimo? 8 euro, hanno fatto 8 euro la quadella. Come si fa a capire che è il momento giusto per comprare? Si guarda le persone, si aspetta, si vede un attimo l'andamento. È come giocare a poker qua. Esatto, sì. E mentre i camion stanno caricando il pesce scelto nel mercato di Chioggia, siamo con Emiliano Babasa. Adesso questo pesce che sta da prendere? Adesso questo pesce finisce praticamente a Pieve di Soligo, dove noi abbiamo il magazzino, dove va preselezionato e scelto e diviso su tutti i banchi dei mercati e negozi. Però fate solo questo oppure fate anche delle prelavorazioni? Noi facciamo anche delle prelavorazioni, per esempio anche i cagnoletti, che ormai nessuno non lo fa più, degli abbattimenti, il salmone, lo prepariamo per affumicarlo, cioè, tante robe li facciamo, insomma. Grazie Emiliano, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi proseguiremo nella seconda parte andando a vedere proprio questo pesce, dove va a finire e soprattutto chi va a comprarlo. Le montagne bellunesi, per la seconda parte di Agricoltura Veneta vi stiamo raccontando il comparto ittico con una delle famiglie che hanno fatto la storia in Veneto proprio di questo mercato, del mercato del pesce. Enrico Sartor, perché siamo qui a Belluno? Siamo qua a Belluno perché qua abbiamo uno dei nostri punti vendita di cui siamo veramente tanto orgogliosi, ma il negozio è solo il punto d'arrivo finale nel bellunese di una storia che è iniziata con mio nonno negli anni 60, quando iniziò a fare l'ambulante fondando il mercato di Trichiana. E perché la montagna? Il bellunese ci ha sempre dato tanta soddisfazione perché è gente schietta, come si suol dire, proprio di montagna, e il pesce lo apprezza perché per loro è sempre stata una novità. Ecco, qui chi gestisce questo negozio? Il negozio qua lo gestisce mia sorella. E con Evelyn Sartor vogliamo capire quali prodotti sono più apprezzati qui in montagna. Allora, qui la gente punta tanto al pescato, soprattutto locale, pesci di varia natura. Può essere il classico banzino orata, oppure scampi, gamberi rossi. Andiamo anche su pesciolini da zuppa, proprio cose molto semplici e cosiddetto pesce povero. Questo periodo, diciamo così, di difficoltà, c'è stato un aumento o una diminuzione di richiesta? Allora, un grosso aumento perché la gente si è ritrovata a mangiare più a casa. Dall'altro campo però manca la ristorazione. I ristoranti sono completamente fermi, parliamo sia della zona bellunese, sia della Sinistra Piave e anche dell'Alto Bellunese. Ecco, voi avete anche qualche cliente che parte da Milano, passa per di qua e poi verso Cortina. Clienti da Milano, clienti da Genova annuali che mi chiedono sempre il nostro salmone selvaggio affumicato in maniera artigianale. E diciamo che Belluno è diventata un po' una tappa fissa nel viaggio per la montagna, mettiamola così. Va bene, grazie ad Evelyn. Adesso noi ci fermiamo con i consigli del nostro agrifarmacista. Questa settimana parliamo del papaver roeas, meglio conosciuto con il nome di rosolaccio o rosolina. È una pianta erbacea tipica delle nostre zone, può quasi essere considerata un infestante. La troviamo tantissime volte nei campi di grano, quei bei papaveri rossi. Le foglie di questa rosolina sono commestibili e possono essere mangiate sia crude che cotte. La pianta, quando sboccia il fiore, c'è una capsula. Questa capsula è molto ricca di semi. I semi vengono utilizzati per aromatizzare il pane e anche tanti dolci. Importante sono anche proprio i petali del fiore rosso.
Perché? Perché hanno una modesta, per carità, ma comunque presente effetto sedativo, calmante e anche calmante la tosse. Possiamo addizionare i petali di papavero alla camomilla, per esempio, magari mettiamo in una tazza, mettiamo un 2 grammi di camomilla e un 3-4 grammi di papavero secco in taglia tisana, come si dice, oppure anche con la melissa. Oppure possiamo fare camomilla più melissa più il papavero. Il decotto dei petali rossi può essere utilizzato come impacco nell'infiammazione della pelle e nelle scottature lievi. Come si procede in questo caso? Si prendono 50 grammi di petali, li ci mettono a macerare in 500 ml di acqua, cioè mezzo litro, li si lascia lì qualche ora, dopodiché si prendono questi petali, vengono molto strizzati perché lasciano le loro sostanze, prendiamo 1-2 garzette e imbeviamo di questo liquido. Questo liquido poi lo applichiamo sulla parte interessata e la lasciamo lì per circa mezz'ora. Come si conservano i semi e i petali? Beh, vanno raccolti, asciugati all'ombra in maniera tale che non restino umidi e si conservano chiaramente in un sacchettino. Enrico Sartor, ma qui a Vittorio Veneto la pescheria è Bolgan, come mai? Quando abbiamo rilevato l'attività Bolgan è stato anche un onore perché era un marchio storico, come lo è Sartor, anche Bolgan è un marchio storico, infatti parliamo delle 2 pescherie più vecchie del Veneto. Qui possiamo parlare degli accorpamenti che come in altri settori sono stati fatti nel tempo perché i mercati sono cambiati. Erano 2 ditte molto simili che con un magazzino, mercati, negozio, servizio, ristoranti, accorpando le 2 ditte, anche se è Sartor che ha preso Bolgan perché Bolgan è andato in pensione, c'è stato sicuramente un ritorno a conto economico, nel senso che ci sono state eliminate molte spese. Daniele Becchetti, ma qual è il segreto della freschezza in negozi come questo? Mandare il titolare ogni giorno a prendere il pesce a Chioggia. Tutto là. Qual è un segreto per capire che il pesce è realmente fresco? Beh, basta guardarlo, se vede che è bello lucido, le branchie sono rosse, come vedete questa roba qua, siamo già sicuri che è fresco. Bene, adesso noi ci fermiamo, tocca al nostro Adriano Favaretto. Siamo arrivati all'ultima puntata di gennaio, vi proponiamo la potatura, in questo caso della Gestroemia educata ad alberello. Parlo di potare, non di tosare, quindi queste potature, mi raccomando, sugli arbusti, sulle piante, vanno fatte con le forbici, non con i tagliasiepi. Questa è una... perché la potiamo adesso? Perché è una pianta che fiorisce in estate, quindi adesso facciamo le potature per le fioriture dell'estate, perché se facessimo quelle della primavera stanno fiorendo fra poco e quindi porteremo via i fiori. Questi invece hanno tutto il tempo poi di fiorire per l'estate. Ecco qua, come vedete lascio 10-12 centimetri, perché così dovrebbe essere una continuità del ramo, avete capito? Se io potassi tutto così, come si vede in giro, tutta sta roba così, avete capito? È per quello che poi si formano queste protuberanze, no? Perché da qui esce una miriade di rami ancora, no? Per dare una bella forma bisogna lasciare così. Vedete che li taglio anche in scala. A scalare, non taglio tutto dritto, cioè non taglio tutto così. È un brutto vedere questo, no? Taglio sfalsando un po'. Quindi ogni tronchetto deve essere bel formato. Da qui, da questo pezzo qui, rispuntano le gemme che porteranno a fiore a luglio. Buon lavoro, mi raccomando. E ci siamo spostati a Pieve di Soligo, che è un po' il vostro quartier generale. Enrico Sartor, questo è il negozio storico.
Sì, questo lo possiamo proprio definire il negozio storico, è il negozio che mio nonno e mia nonna hanno fondato nel 77, quando mio padre decise di continuare l'attività, che mio nonno non voleva assolutamente, e mio padre decise di continuare l'attività, allora mio nonno accettò di, oltre a fare l'ambulante e servizio ristoranti, si convertì anche sul piantare un negozio in sede proprio fissa. Quindi insomma dal 1500 al 1977 voi avete sempre fatto gli ambulanti? Assolutamente, sempre fatto gli ambulanti, mio bisnonno che girava col calesse come vedete con le foto, il mio nonno, i suoi fratelli con le biciclette, poi con i primi camion, le prime vetture attrezzate a camion, se così vogliamo dirle. I miei prozie giravano con la carriola per i paesi, il pescivendolo è il mestiere da ambulante, è da là che deriva e abbiamo mantenuto quel connotato là. Valerio Calderari, che differenza c'è tra la clientela di negozio e quella da ambulante? Beh, diciamo che al mercato il rapporto con la clientela è molto più informale, un po' come vecchio stampo tra virgolette, come una volta, allora si ride, si scherza, la battuta, si urla, si è molto più giocherelloni se vogliamo dire. In negozio si è più tra virgolette professionali, formali, arriva qualche cliente con dei gusti più particolari e si vendono certi tipi di prodotto che a mercato, in base alla clientela che arriva al mercato, non si vendono così come si vendono in negozio. C'è tanta richiesta magari del filetto già pronto, comodo, veloce da preparare e da cucinare. Poi la pulizia del pesce è un servizio che noi garantiamo sempre a tutti i clienti, sia in mercato che nei nostri negozi, e dipende poi sempre dall'esigenza del cliente, dipende, c'è chi vuole il pesce intero da fare al forno, c'è chi vuole lo scampo da far crudo. Là varia sempre da persona a persona. È più facile dialogare con le donne o con gli uomini dietro al banco del pesce? Solitamente, se devo essere sincero, con le donne. Perché? L'uomo arriva, prende solitamente quello che comanda la moglie. La donna invece è più attenta sulle ricette, più curiosa su come poter fare il pesce, la differenza del pesce. L'uomo fondamentalmente, se potete permettermi, gli basta mangiare e basta. Grazie, adesso noi ci fermiamo per le previsioni del tempo. L'anticiclone che ci ha protetto per qualche giorno, dandoci cielo in prevalenza sereno, anche se con temperature molto basse, ora cede, ha ceduto e quindi ne approfitta subito un afflusso di aria umida di origine atlantica, i cui effetti inizialmente sono deboli, non tanto evidenti, ma poi si rinforzeranno perché il flusso si rafforza. Quindi in tutte le nostre zone prevediamo per sabato, per domenica, sabato un aumento della nuvolosità nella serata con precipitazioni però sparse. Domenica le precipitazioni si diffonderanno, saranno più diffuse e a carattere continuo, però da domenica sera già un miglioramento. Questi flussi sono chiamati zonali perché hanno carattere di intermittenza, quindi un momento si rinforzano, un momento si indeboliscono. Quindi avremo questa variabilità già da domenica sera, ma che ci accompagnerà per gran parte della prossima settimana. Quindi una nuvolosità che qualche volta aumenta, qualche volta lascia spazi di sereno. Non dovremmo avere piogge, almeno diffuse, qualcosa magari a ridosso dei rilievi, nulla più. Per fine prossima settimana invece dovrebbe arrivare di nuovo un sistema perturbato, ecco, questo più organizzato, quindi potremo avere delle precipitazioni e addirittura si potrebbero creare le condizioni di qualche nevicata a bassa quota, ma questo lo confermeremo. I venti naturalmente sono occidentali, aria umida. Le temperature, ecco, questo periodo, gli ultimi 3 giorni di gennaio normalmente sono ricordati come i giorni della merla, quindi i giorni più freddi dell'anno. Quest'anno diciamo che hanno anticipato un po', i giorni scorsi abbiamo avuto anche 4-5 gradi sotto lo zero in pianura. I prossimi giorni non saranno così, in quanto prevediamo minima addirittura 3, 4, 5 gradi sopra lo zero, le massime 7, 8 gradi, quindi al di sopra della media. Per finire il mare, l'Alto Adriatico normalmente è previsto mosso, localmente poco mosso e nulla più. È tutto. E per le conclusioni siamo tornati al mercato ittico di Chioggia, ancora con Enrico Sartore. Senti, abbiamo visto tutto, ma vale la pena fare sta vita? Vale la pena, quando qualcosa si fa con passione vale sempre la pena, anche perché per noi la nostra filosofia di vendita che ho portato avanti da mio nonno, da mio papà, è sempre stata quella di far contento il cliente, di lavorare bene con i pescatori, con i propri fornitori, e quindi
quando le cose si fanno con passione e con amore sono sempre, vale sempre la pena farlo. Ecco, che consiglio dare a chi ci sta guardando da casa per quanto riguarda un prodotto così delicato ma così importante come il pesce? Ma io non vengo mai come con la lista della spesa, io guardo in base a cosa trovo di bello. Come io parto nel prendere la materia prima che sia di maggiore primissima qualità, anche il consumatore finale, se non ha confidenza con il pescivendolo, con il commerciante, deve guardare, deve piacergli il prodotto. Il pesce veneto, il pesce adriatico, è un pesce che ha mercato e avrà sempre più mercato, non solo in Italia. Il mercato di Chioggia, tutto il distretto del Polesine, così. Bisogna saperlo valorizzare, perché con tutto il rispetto per i nostri amici meridionali, abbiamo un potenziale qua di pescato, di prodotto, che noi non ce ne rendiamo neanche conto. Suo nonno non voleva che suo padre facesse questo mestiere, suo padre non voleva che lei facesse il suo mestiere, suo figlio farà questo mestiere? Chi lo sa, ovvio che sarebbe una passione, però io capisco cosa dicevano mio nonno, mio papà, perché è un lavoro di sacrificio, di tante ore, di tutto, però io dico, se uno è contento nella vita, fare qualcosa che gli piace, io penso che di più non si possa chiedere. Grazie, adesso l'ultima parola come sempre al fine mese a Beppe Fantin e noi ci vediamo come sempre la prossima settimana. Ciao a tutti, Agrifoglio di gennaio. Questo mese la vignetta l'ho voluto dedicare all'assessore regionale Federico Caner. Due assessorati molto colpiti dalla pandemia, il turismo e l'agricoltura. Ho voluto immaginare l'assessore vestito da portiere mentre sta parando i colpi messi a segno dal coronavirus. Più che assessore, estremo difensore degli agricoltori e dell'agricoltura della nostra regione. Con questa vignetta vi saluto e vi do appuntamento alla prossima vignetta di febbraio. Ciao a tutti!